compositore oggi, ma non credo che sia diverso essere compositore di oggi da come è sempre stato. Per me essere compositore è scrivere più o meno quello che mi passa per la testa, ecco. Um, e, e quindi cerco poi quanto più possibile di ridurre i filtri, perché secondo me i filtri possono essere molto pericolosi, incalano il lavoro in determinate linee guida che secondo me possono essere anche molto dannose, e quindi invece io preferisco rimuovere quanto più possibile, fare questo atto conscio di rimuovere i filtri per cercare comunque di coprire, diciamo, un campo più largo possibile di espressioni. Ma anche perché ogni pezzo è una cosa a sé, è un'avventura diversa, è una sfida diversa, e ogni pezzo poi intende comunicare cose differenti, quindi una delle cose più curiose è osservare a volte compositori che hanno degli stili molto definiti, e vedere come è possibile poi con questi stili così rigidi cercare di articolare un numero di emozioni che è il più ampio possibile. Uno dei casi interessanti nel Novecento è stata proprio la musica seriale, cioè quando uno opera all'interno di quel tipo di riflessione sonora o di riflessione compositiva, secondo me si deve anche un po' chiedere qual è la d'utilità. Quando io per esempio stavo lavorando alla mia tesi di dottorato, un'idea che mi era balenata per la testa era di scrivere per esempio una tesi di dottorato sul perché non esistono tante opere buffe nel Novecento. Secondo me il fatto è anche che soprattutto nel secondo Novecento, con il linguaggio che si stava sviluppando in quel momento, francamente far venire fuori qualcosa di buffo era assolutamente impossibile, no? E quindi adesso sto un po', come dire, enfatizzando il punto per spiegarlo. Cioè, quando tu stai operando con una grande rigidità, poi hai un problema di effabilità, no? Come Eco la metteva, no? Lui parlava di effabilità e omnieffabilità, cioè la possibilità comunque di esprimere la maggior gamma di sensazioni possibili. Ecco, a me interessa molto l'idea di una musica omnieffabile. Ecco, e quindi se voglio parlare di morte, voglio parlare di vita, voglio parlare di sesso, ho bisogno di strumenti il più ampi possibili, e quindi i filtri secondo me come in qualche modo danneggiano la possibilità di esprimersi. Ok. Quali sono i compositori che più ti hanno influenzato come compositore? Allora, crescendo, sì, curioso dirlo, però Schoenberg, sicuramente Schoenberg e sicuramente Webern erano fra i primi compositori che mi piacevano, insomma, da ragazzo, all'età di 12-13 anni. Poi andando avanti fu un po' una conquista, per dire, scoprire Mozart all'età di 17-16 anni, cioè non scoprirlo nel senso di conoscerlo, ma nel senso di apprezzarlo profondamente, è stata una conquista. E Bach pure, cioè questi compositori sono normalmente quelli che sono citati come fra i primi, no? I primi compositori che ti entusiasmano. Invece nel mio caso, per esempio, avevo molta fatica ad ascoltare la musica di Mozart. Bach arrivò un po' prima, perché da pianista comunque avevo un insegnante di pianoforte, Gisella Frontero, che batteva molto sul repertorio contemporaneo e sulla musica di Bach, e quindi comunque entrai abbastanza presto nel mondo di un compositore come Bach. Però per esempio Mozart ricordo molto bene, una conquista che poi fu raggiunta anche tramite l'innamoramento, diciamo, per il teatro di Mozart, e tramite quello che poi alla fine riuscì a farmi piacere anche, non so, i lavori sinfonici, e quindi poi alla fine anche i lavori pianistici, eccetera. Comunque no, i compositori proprio chiave per me da bambino, sicuramente Webern, sicuramente Mussorgsky, sicuramente Schumann, che mio cugino suonava Papillon, e io ero assolutamente incantato da quel mondo. E poi quando iniziai a comprare partiture, comunque anche proprio vedere la musica scritta, ecco, e la notazione stessa, per esempio, di un lavoro come Carnaval era infinitamente seducente. Ecco. Quindi
quindi sicuramente la musica di Schumann. Poi Sciardino fu un compositore folgorante, cioè davvero iniziare a sentire le sue cose negli anni '80, quando lui venne a tenere una lezione, per esempio all'Università di Sassari, doveva essere il 1985-86, fu invitato a tenere una lezione gli strumenti tradizionali nella musica contemporanea, e fu una sorta di folgorazione per me, anche perché comunque lui era nel pieno possesso dei suoi poteri, no? Nel senso che Sciarrino a metà degli anni '80 è imbattibile, secondo me, è un compositore assolutamente straordinario ed era proprio nel suo momento d'oro. Proprio gli anni della perfezione di uno spirito sottile, per intenderci. Ecco, quello anno chiave, pezzo chiave. Io ricordo di aver visto il pezzo, doveva essere a Rai 3 all'1 del mattino, queste cose venivano mandate, penso, alla Rai in quegli anni. Sì, con Sonia Turchetta e Roberto Fabbriciani, perché c'era un video che accompagnava questo brano, quindi ecco, quello fu una immensa suggestione, anche perché era girato comunque benissimo, e anche poi la Turchetta era una grande attrice, non solo cantante. Poi di quello, poi la musica di Bussotti, insomma direi questi più o meno erano i miei eroi crescendo. Un lavoro per te imprescindibile che salveresti, uno solo. Um, Sto faticando perché sto cercando come dire, il lavoro imprescindibile non è una domanda facile, però forse vado sul classico banale di Stabat Mater di Pergolesi, perché comunque è un miracolo. Cioè, se devi salvare una composizione, salvi quella. Due parole riguardo ai quadri della città fantasma che abbiamo registrato. È una composizione scritta, se non ricordo male, nel 2001, un po' rimaneggiata per un paio d'anni fino alla pubblicazione, che se non sbaglio era del 2003-2004. Un brano comunque che ho scritto dopo aver visitato Virginia City nel Nevada con il mio amico John. John è del Nevada, John è di Reno, e il suo padre aveva una relazione con Virginia City, nel senso che la madre del padre di John, quindi la nonna paterna, era nata a Virginia City. E quindi quando sono andato a trovare John a Reno, lui aveva detto: dai, ma andiamo a vedere Virginia City perché vale la pena. Lui ci andava anche da bambino. La città era in quegli anni essenzialmente una città fantasma, nessuno ci viveva, era completamente disabitata, case vuote, dei bar, un teatro d'opera, tutto comunque praticamente coperto di ragnatele in sostanza. Nel frattempo è stata un po' rivalutata in quanto città fantasma, adesso ci sono dei tour, è un po' una sorta di trappola per turisti, ma quando noi siamo andati nel 2000 non lo era ancora. Dopo questa visita pensai di scrivere un brano i cui movimenti sono ispirati ognuno a un luogo della città di Virginia City, quindi c'è un movimento dedicato al cimitero, un movimento dedicato all'unica chiesa, St. Mary of the Mountains, Santa Maria delle Montagne, un movimento dedicato a Mount Davidson, che è il monte vicino alla città, uno dedicato alle miniere d'argento che crearono il benessere di questa città, che infatti nella seconda metà dell'Ottocento, per circa 10 anni, e anche forse prima, cioè all'inizio del Novecento, era la città i cui abitanti avevano il reddito pro capite più alto al mondo, grazie appunto all'argento che si trovava nelle miniere. Altri movimenti sono quello dedicato al teatro d'opera, Piper Opera House, e poi uno dedicato al Bucket Blood Saloon, è un saloon abbastanza famoso che all'interno ha un tavolo che la leggenda dice sia il tavolo in cui molti perdevano praticamente ogni risorsa economica che avevano giocando d'azzardo. Il tavolo in questione infatti si chiama The Suicide Table, perché conseguenza di questo tipo di speculazione di gioco d'azzardo molti si impiccavano, ecco. Sono dei luoghi
ognuno di questi luoghi in realtà è una sorta di archetipo, cioè ogni movimento non è semplicemente la descrizione dell'emozione del visitare questo luogo, ma anche suscita una serie di riflessioni. Il cimitero non è quel cimitero di Virginia City, è quello, ma è anche tutti i cimiteri del mondo, incluso quello di Sassari. Il saloon non è solo quel saloon, ma sono tutti i bar del mondo, il teatro d'opera, sono tutti i teatri d'opera, che in questo senso ho utilizzato Virginia City come esperimento laboratorio per comunque anche raccontare tante altre cose. Ecco, in questo senso il pezzo era una sorta di diario delle emozioni che provavo in quel momento rispetto al mondo che mi circondava e rispetto alla mia condizione di sardo trapiantato a Bologna, che però era appena arrivato negli Stati Uniti. L'arrivo negli Stati Uniti e soprattutto in California aveva creato tutta una serie di riflessioni che poi nel periodo della guerra del Golfo, che era scoppiata immediatamente dopo, io ho detto il pezzo è scritto nel 2001, fai conto, quindi non tanto dopo l'11 settembre, e quindi una cosa importante del pezzo era che io mi stavo chiedendo come è possibile dichiarare una guerra così in fretta, invadere così in fretta l'Iraq, così come fu fatto, poi con anche cioè, la storia adesso ci può narrare in maniera molto precisa cosa avvenne politicamente, come si andò in guerra, però per me cioè mi trovavo in una nazione che sentivo vendicativa, anche perché forse è una nazione molto giovane. Allora mi chiedevo, vabbè, ma perché gli Stati Uniti si lanciano su questa guerra? Forse perché loro non hanno rovine, perché se hai rovine ci pensi due volte prima di dichiarare guerra e infliggere rovine ad altre nazioni. E quindi io dicevo, vabbè, sì, l'Italia ci pensa due volte dopo tante guerre, fra cui anche la seconda guerra mondiale, e poi l'Italia è comunque un paese di rovine, no? Noi abbiamo monumenti storici ovunque, c'è il Foro Romano, le Domus Deianas, insomma, voglio dire, negli Stati Uniti c'è una rovina, è l'unico posto che potevo ipotizzare, che potevo proporre come possibile rovina, però che non occupa l'immaginario, diciamo, collettivo della nazione Stati Uniti, è questa rovina recente, era questa rovina di Virginia City, e da là partì proprio una meditazione sulle rovine, che era molto collegata comunque con la guerra del momento. Ecco, mi sono dilungato molto, però comunque sì. Il futuro della musica per te? Ah, che domanda! Il futuro della musica, non so se riesco a proiettare tanto avanti questa avventura. Posso semplicemente dire che così come il sole sorge ogni giorno, possiamo prevedere che sorgerà domani, non sappiamo fra 100 anni, però le previsioni che sono più ravvicinate sono quelle ovviamente più veritiere, no? Come possiamo vedere nelle previsioni del tempo, in sostanza. Il tempo di domani, più o meno quello che ci dice Apple. Il tempo di una settimana non si sa. E lo stesso, insomma, posso dire, forse la musica di domani, ma non il domani, ma la musica appunto del 27 dicembre del 2023 sarà, io presumo, molto simile a quella che abbiamo adesso. Ecco, in questo senso non credo che si smetterà di fare musica, questo no, perché la si è sempre fatta, ecco. Ovviamente tutti, secondo me, tutti i musicisti che fanno musica in questo momento hanno il fiato sul collo dell'artificial intelligence, no? E quindi questo ovviamente è la cosa su cui tutti ci interroghiamo. Ci sono state lunghe conversazioni con colleghi anche recentemente sui prodotti dell'artificial intelligence e sul fatto che stanno facendo grandi passi in avanti, allora che ruolo ricopriranno nell'immediato futuro. Questa è una cosa che ci spaventa parecchio. A me non spaventa poi tanto quello, spaventa molto di più il fatto che per l'imbarbarimento, diciamo, televisivo, mediatico, dei social media, crea un pubblico che ascolta musica spesso di sottofondo, in questa sorta di marmellata continua di Spotify, senza prestare granché attenzione. E allora in questo futuro, in questa marmellata futura di Spotify, in cui le persone non decidono di
di dire mi prendo un'ora e mi ascolto, che ne so, Pleiad di Xenakis. L'utente medio, l'ascoltatore medio invece normalmente ascolta musica in questo senso. Allora, ascoltando musica in questa marmellata, l'intelligenza artificiale ha un futuro radioso, perché comunque se a te non interessa tanto quella di sottofondo, non c'è bisogno di avere computer sofisticatissimi per creare dei tappeti, pur che sia. Ah, quindi, casomai, secondo me, questo è il fatto che io spero in uno sforzo maggiore da parte del pubblico di prestare più attenzione a quello che si sta ascoltando, in modo da ottenere un margine di magari altri 10 anni prima che la realtà dell'artificial intelligence ci raggiunga. Secondo me, se la gente presta attenzione a quello che ascolta, l'intelligenza artificiale, secondo me, nei prossimi 10 anni non ci raggiunge. Alcuni compositori sottovalutati dalla storia che secondo te meriterebbero più attenzione? Che meriterebbero più attenzione. Mm, non lo so, perché ho l'impressione che molte cose che si ascolta, cioè che sia tutto comunque sempre presente. Se tu vuoi ascoltare qualcosa, magari è così, ieri per dire, ho deciso di ascoltare un po' di musica di Mario Peragallo. Per una serie di ragioni anche personali, cioè che lui era il nonno di una mia cara amica di Cortina. Ed è un compositore comunque che mi è sempre interessato come nome, però non conoscevo tanto la sua musica, amico di Dalla Piccola, di quella generazione, un compositore comunque italiano che veniva un po' dal puccinismo e poi come tutti i compositori di quella generazione scopre Schoenberg, scopre la serialità e inizia a scrivere musica seriale. Allora, il dubbio era come la musica di Peragallo e ho messo su, cioè sono andato come facciamo tutti su YouTube e ho trovato 3000 cose. Ora, video che sono guardati forse da 15, 20, 30, 500 persone, però c'è il video del concerto per violino di Mario Peragallo, capisci? Quindi comunque, ehm, non lo so, cioè a un certo punto si può ascoltare di tutto, quindi tu dici, la domanda è quale autore tu pensi che debba essere maggiormente rappresentato nei teatri, forse in questo senso intendi? Sì, O comunque che la stampa musicale gli apra più spazio, nei festival si faccia maggior presenza di queste composizioni. Allora, non lo so, io direi uno fra tanti, Chris Newman, che è un compositore cui io sono molto vicino perché lo conosco personalmente, ho suonato molta della sua musica. Non è un compositore noto, nonostante tutto, nonostante abbia pubblicato delle cose, dei dischi, eccetera, però comunque lo trovo sempre un po' ai margini, soprattutto in questo momento. Negli anni 80 forse veniva rappresentato di più, veniva preso in considerazione maggiormente, però in questo momento non tanto, e trovo che sia un compositore assolutamente straordinario. Infatti proprio oggi raccontavo a un amico di un brano di Chris di un'ora, Compassion, un titolo assolutamente straordinario, Compassione, è una sorta di tango di un'ora per violino e pianoforte, strutturalmente perfetto, con anche un'invenzione melodica che comunque ti tiene lì, però anche innovazioni timbriche, come dire, è una sorta di compendio forse di tutto quello di bello che c'era negli anni 90, secondo me. Ecco, per dire, non è un pezzo che si esegua. Ho deciso di suonarlo l'anno prossimo, cioè proprio di mettermi in testa di trovare magari un violinista e farlo perché merita di essere ascoltato. per l'ultima domanda, qualche giovane da tenere d'occhio? Qualche giovane da tenere d'occhio. Devo insomma riflettere un po', perché poi giovane, sì, più giovane di me posso dire, però anche compositori che sono comunque già abbastanza celebrati, proprio oggi si parlava anche di alcuni dei compositori americani che conosco, fra questi Sam Adams, secondo me è un compositore straordinario, perché ecco, non so se è noto in Europa o no, però negli Stati Uniti purtroppo è noto solo come il figlio di John Adams, però è un compositore meraviglioso, cioè uno che ha
idee bellissime, una perizia di scrittura come pochi, cioè nel senso è un compositore assolutamente straordinario e non credo che in Europa sia eseguito poi più di tanto. A volte pesa anche essere figli di un compositore che è una celebrità assoluta, però è anche vero d'altra parte che non tutti la gestiscono nello stesso modo. E nel caso di Sam, posso dire che forse la sua musica mi piace ancora di più di quella del padre.